Ha senso oggi parlare di un coprifuoco? Allora io dico che se avesse senso non lo portavi dalle 10 alle 11, no? Lo portavi alle 6 di sera, alle 4 del pomeriggio, chiudevi tutti in casa. Una questione logica prima ancora che sanitaria, così il presidente Zaia giudica le nuove disposizioni sul coprifuoco che da stasera slitta alle 23, trascinando con sé l'orario di chiusura dei locali pubblici. Confermato che si trascina l'orario, quindi 23 coprifuoco fino alle 23 l'esercizio. Ma il tema di queste ore riguarda più in generale le nuove regole in zona bianca per il Veneto dal 7 giugno se l'andamento sarà confermato. Non è ancora chiaro se il cambio di fascia farà decadere o no tutte le restrizioni, anticipando le aperture fissate dall'ultimo decreto del governo al 15 giugno. È il caso dei matrimoni e dei parchi tematici o al 1 luglio come le piscine al chiuso. Faccio un appello a tutti coloro che hanno più di 40 anni, dai 40 anni in su, di dire attenzione ragazzi, avete 70.000 posti a disposizione. Se io per qualche giorno ancora è giusto, li vediamo liberi, apriamo tutti. Ma Zaia parla anche delle vaccinazioni turistiche, sceglieranno il Veneto come meta di vacanza, tema che sta creando alcune tensioni con il commissario Figliuolo, che nelle scorse ore aveva invitato i governatori che stanno aprendo a questa ipotesi a concentrarsi sui residenti.